Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Svolgimento. A me la parabola che mi è piaciuta di più è stata quella di Lazzaro. Lazzaro era un amico di Gesù. Certe volte erano usciti insieme a fare la spesa. Un giorno però Lazzaro ebbe una brutta malattia della pelle, essendo che in quel paese l'ospedale più vicino stava a Roma, nel frattempo morì. Allora tutta la famiglia piangevano, erano molto tristi. Dicevano: ma guarda che guaio. Il giorno dopo lo misero nella tomba e lo chiudevano con una pietra che neanche Hulk l'avesse potesse tolta. Un giorno la moglie incontra Gesù bambino e gli dice: il tuo vecchio amico Lazzaro è morto. Se puoi venire mi faresti un favore. Allora Gesù calmo calmo va al cimitero. Come lo vedono, tutti lo seguono e ognuno gli diceva: Gesù, a me è morto il fratello. Gesù, a me è morta la mamma. Gesù, a me è morto il frate cugino. Ma Gesù a uno solo poteva salvare, i morti erano troppi. Allora lanciò un grido fortissimo e diceva: Lazzaro, vieni fuori! E Lazzaro veniva. Ma faceva paura, era una mummia, camminava come uno zombie, però era vivo e anche se teneva le fasce sulla bocca, sorrideva dalla felicità. Gesù lo abbracciò e gli disse: Lazzaro, per questa volta ti perdono, ma la prossima volta non morire più. Allora Giuda vide questo e lo andò a tradire.